Ok, adesso c'è la sezione delle domande, quindi siamo qui apposta per rispondere, chiedo scusa, a tutte le vostre eventuali domande, eventuali dubbi che avete. Direi approfittiamo anche della presenza del dottor Duore Mosler, che dal punto di vista tecnico è la persona più falata, probabilmente che ci potrà dare delle risposte ai nostri dubbi. E prego, chi vuole fare una domanda lo pregherei magari di avvicinarsi qui nel palco e parlare direttamente per microfono, così hanno modo di sentire anche tutti gli altri. Buongiorno a tutti. La domanda è di carattere politico, nel senso che immaginiamoci anche che queste cose illustrate dal dottor Mosler siano state capite da tutti i governanti, da tutti quanti, e quindi lo sbocco politico qual è? Per prendere decisioni ci vuole un governo, per prendere il governo ci vogliono i voti, deve avere i seggi in Parlamento. L'alternativa si chiama insurrezione. Come si fa? Una delle due. La domanda è di natura più politica che macroeconomica. Non importa di avere uno strumento perfetto nel cassetto, se non lo estraggo e se non ho una squadra che lo sa usare. Grazie. Allora, la soluzione che noi dobbiamo trovare chiaramente deve essere una soluzione che non implichi mezzi violenti, deve essere una soluzione che parte però dal basso. È necessario creare coscienza, creare consapevolezza. Purtroppo, e lo devo dire non per criticare nessuno, ma un po' anche dei numeri che vedo oggi da questa sala, al momento non vedo che da parte della popolazione ancora questo interesse per capire esattamente come funziona l'economia e cosa bisogna fare per uscire da questa grave situazione in cui ci troviamo. Però la strada necessariamente deve essere questa, bisogna passare dalle persone, perché se non c'è una forte coscienza diffusa, condivisa, non si può poi pretendere di avere un governo con potere tale, con un appoggio tale dal basso che possa cambiare la grave situazione in cui siamo. Il mio appello è soprattutto a tutti voi, ma anche a sindaci, a persone del mondo delle istituzioni. Ecco, io vi chiedo, parlando di alcuni sindaci che so che sono qui oggi, dopo se volete venire nel parco per parlare potete pure farlo, anzi avremo piacere. Chiedo a tutti voi comunque di coinvolgere tutte le istituzioni tramite anche le vostre conoscenze. Cerchiamo proprio insieme di organizzare parecchie conferenze come questa, molto più partecipate rispetto a quella che c'è oggi. Cerchiamo di coinvolgere anche i vostri colleghi. Cercate magari quando partecipate dei talk show di portarle all'interno delle tv, all'interno dei media, tutte queste cose che stiamo dicendo oggi, che purtroppo, devo dire la verità, io vedo dei politici che hanno coraggio, che in qualche modo si stanno opponendo a questa Europa, a questa situazione in cui siamo, però nonostante queste conoscenze le stiamo diffondendo da tempo, poco, ancora troppo poco si sente parlare dell'importanza e di come deve essere veramente usata una moneta sovrana. Si parla a volte del discorso della svalutazione in termini competitivi, ma ci sarebbe molto, ma molto di più da dire, cose anche molto più importanti circa le enormi potenzialità che potremmo avere con la moneta sovrana per tornare ad essere un paese prospero, anzi tornare ad essere un paese ancora molto migliore rispetto a quello che eravamo un tempo. Quindi a tutti voi, ma soprattutto a voi istituzioni, a voi eventualmente anche imprenditori, chiedo questo, ecco, di diffondere le cose che abbiamo detto nei media con i vostri colleghi e cerchiamo di fare insieme delle conferenze e cerchiamo di smuovere le coscienze. Penso non ci sia altra strada. Buonasera, secondo me il problema, come dicono loro, è essenzialmente culturale. Cioè, parliamo di efficienza economica, dobbiamo avere il coraggio di chiederci, questi signori sono efficienti o deficienti? Perché una persona che mi parla di efficienza ed è efficace, per me è un cialtrone autoreferenziale. O abbiamo il coraggio di mandarli a casa,
a calci nel sedere, o se vogliamo continuare a strapagarli abbiamo neanche la metà di quello che ci meritiamo. Adesso vi faccio un bel regalo, vi libero dalla mia presenza. Veramente sì, l'attuale classe politica deve essere mandata a casa, questo è poco ma sicuro, perché avremo questi centroni che continuano a mentirci, a terrorizzare la popolazione con tutte queste menzogne, tutte queste cose criminali di cui abbiamo discusso. Non ne usciremo, chiaro. Dobbiamo essere noi però che per obbligare i politici a comportarsi in una determinata maniera, perché se ci fidiamo di quello che fanno loro, se non ci facciamo sentire in qualche maniera, capite bene che queste conferenze che facciamo come questa devono arrivare ad avere anche una sala completamente piena, ma poi non termina, quindi bisogna proseguire anche per conto proprio, anche a casa, con gli amici, con i conoscenti, con i rompere proprio le palle ai sindaci del proprio comune, ai consiglieri, ai rappresentanti delle regioni. Cioè, è un impegno civico che non termina, cioè, non è che voi siete venuti qua oggi per vedere un film, un DVD che sono uno spettacolo. Questo è proprio un invito che vi facciamo, un impegno civico. Questa è una battaglia che è vostra alla fine, che è di tutti noi, non solo di chi viene qui a parlare sul palco. Perché noi siamo in pochi, cioè, il messaggio, siete voi che dovete agire. Noi diamo le conoscenze, gli strumenti, poi tutti noi insieme li dobbiamo usare però. Allora, la mia è una domanda un po' tecnica. Spero che di riuscire a... Spero che la mia è una domanda un po' tecnica, spero di riuscire a essere un po' chiara per tutti. Allora, lui dice è il governo italiano in questo caso che deve emettere la propria moneta. La propria moneta in teoria dovrebbe essere emessa dalla banca centrale. Yes or no? Yes or no? So what I said was there's a subtle difference. Yeah. Okay, that Italy needs to tax and spend in new lira. Yeah, but you also said that Italy has to issue its currency. I don't, Or I never, no? I don't use those words, but Ok, sorry, so then I misunderstood. tax and spend. Allora, deve solo tassare e spendere. E chi emetterebbe la moneta lira? Chi dovrebbe essere l'ente che emette la moneta lira? Il governo italiano, la banca italiana, il Ministero del Tesoro? Chi? Okay. E io ho altre domande poi, Romano. Let me explain this. Yeah. You want to finish? Perché la banca italiana, se glielo vuole dire, Italian bank, the Italian central bank is private, you know it, as is the Fed, as all the banks. Okay. La banca centrale italiana è privata come tutte le banche centrali. Excuse me. Thank you. All right. I used to own my own bank for 20 years. Io ho avuto una banca per 20 anni Okay. I was a member of the Federal Reserve. ed eravamo membri della Federal Reserve I was a shareholder of the Federal Reserve. ed eravamo azionisti della Federal Reserve. What did that mean? Cosa significa? I had a $100,000 investment in the Federal Reserve, Avevo un investimento di $100.000 nella Federal Reserve very small for a $300 million bank. e si tratta di una cifra molto piccola per una banca che ha decine di miliardi di investimenti. I earned 6% interest every year on that $100,000. E guadagniamo un interesse pari al 6% su questi 100.000. I had no say in that central bank at all. They never called me, nothing. Non avevo nessuna voce in capitolo rispetto alle decisioni di questa banca, nulla. I was not allowed to go to any meetings. I was not allowed to do anything but sit in Florida and collect my $6,000 a year. That's all I was allowed to do. E in quanto azionista della Federal Reserve non avevo alcun diritto, nessuna voce in capitolo rispetto alle decisioni della Federal Reserve, avevo soltanto, incassavo soltanto questi interessi sulla quota. Meanwhile, the Federal Reserve is controlled by the Federal Reserve Act of Congress. Allo stesso tempo la Federal Reserve è controllata da cosa? Dal Federal Reserve Act e quindi dal Congresso. Congress makes all the rules for the Federal Reserve.
Il Congresso si occupa della intera regolamentazione della Federal Reserve. The President nominates the senior officers and Congress ratifies. Il Presidente si occupa di nominare i funzionari principali e il Congresso ratifica le decisioni. All profits go to the Treasury. Tutti i profitti della Fed sono girati al Tesoro americano. It doesn't sound a lot like private business to me. Non mi sembra tanto un business privato, no? It's a public sector agency. È un'entità di settore Me, pubblico. I was the owner. I was an owner. You were one of the owners. All the owners You are have- the main Okay. owners of the Federal Reserve. Oh, Jamie Dimon at JP Morgan. I know the people. Okay. Fine. They had the Quindi same. i principali, se vuoi tradurre. JP Morgan had, instead of $100,000, they had an investment of maybe $1 million. JP Morgan, ad esempio, aveva un investimento pari a circa 1 milione. Who's the owner of JP Morgan? All the shareholders of JP Morgan. And the main ones? Okay, but let me give you the answer. It doesn't matter because they received $60,000 a year interest on their $1 million investment. Mhm. Ok, ricevevano circa 60.000, $60,000. That's all. ok, invece di 6.000 avevano 10 volte tanto, It's a 60.000. $1 trillion bank. Okay, È una banca da circa 1.000 miliardi di dollari di investimento e quindi ricevevano questi dollari come interesse. They have no say in anything the Federal Reserve does. They don't go to any meetings. They're totally excluded, just like I was. They're no different than I was, except their investment was larger. L'unica differenza rispetto alla mia quota di investimento era appunto la quantità del tasso di interesse che incassavano, non avevano alcuna voce in capitolo rispetto alle decisioni. It's no different than if I had a savings account, except they call it equity, but it's nothing more than a savings account. Non ci sarebbe stata alcuna differenza nel chiamare quello che io avevo come un conto dei risparmi. Io avevo capitale, ma era soltanto un conto dei risparmi. I got no votes, JP Morgan has no votes, we have nothing, no information, zero. It's all done by Congress through the Federal Reserve Act. Né io né JP Morgan avevamo alcuna possibilità di votare rispetto ai provvedimenti della Federal Reserve. They use, people say, oh, it's private because I had a $100,000 investment, CD, and JP Morgan had $1 million, and Credit Suisse had $1 million. It's complete nonsense. It's a public sector institution for all practical purposes. Functionally, it's public sector. There's not a private sector thing about it. So owned by privates, but public functioning. But it's a different, they use the word ownership, but it's not true ownership. Because if you have true ownership, you have some say in the management if you're the owner. If you're not really an owner, you're just a lender. Okay. You're just a lender. We lent them $100,000. We get no ownership. They use the word shareholder, but it's like preferred stock. It's just a loan. There's no voting interest, nothing. Ok, sintetizzo un attimo il discorso. Lui diceva, dal punto di vista semantico viene chiamata comunque capitale che io possiedo, quindi in teoria sia lui che JP Morgan sono azionisti, ma in realtà la parola azionisti implica anche la capacità decisionale. Solitamente se io sono azionista di un'impresa decido anche in merito al suo funzionamento. In realtà né la sua banca né JP Morgan né Credit Suisse avevano alcuna possibilità e dice piuttosto si tratta come di un prestito, nel senso che prestano questa somma come capitale, tutte le banche che ne fanno parte ricevono un interesse, ma non c'è alcun controllo. The way I say it is that for the Treasury and the Federal Reserve, Congress is the boss. Congress is the boss of both the Treasury and the Federal Reserve. Definisco così questo fenomeno: il Congresso è il vero boss, il padrone, colui che decide rispetto sia al Tesoro che alla Banca Centrale. Now, in terms of who makes the payments, if you tax and spend in new lira, someone has to make the payment. Se si tassa e si spende in lira, qualcuno deve effettuare il pagamento. Yeah, in other words, you have to make a payment. So if you're working for the government and you're going to get paid 30,000 lira for your salary, who gives you the money? The government. Yeah, so how do they do that? That's the question. Yeah. So what they do is they get a laptop computer and they put on an Excel spreadsheet, The government. the government does, and they assign it to one of their agents. And they call that agent the central bank. So the central bank is the agent of the government that's got the Excel spreadsheet with the names of all the member banks. When they spend money, they just put the number in. Ok, come avviene il pagamento? In sostanza, immaginate di avere un computer e un foglio Excel, ed è esattamente quello che ha il governo davanti, e il governo nel momento in cui immette attraverso la pressione dei tasti del computer il pagamento, delega questo processo a chi? Ad un agente che si chiama appunto Banca Centrale. Infatti la Banca Centrale è l'agente fiscale del governo per questo motivo.
Okay, and when they, let's say you get paid by the government 1,000 lira, Immaginiamo che voi veniate pagati dal governo 1000 lire and you're using Unicredit for your bank. e avete come banca Unicredit, ad esempio. What the government does is on their spreadsheet they have a little slot for Unicredit. Quello che avviene è che nel bilancio del governo c'è un piccolo spazio per Unicredit And they change the number in Unicredit's account up by 1,000 lira. e la voce del saldo che riguarda Unicredit cosa avviene? Viene aumentata di 1000. So if there was 10,000, they change it to 11,000. Se ad esempio fosse 10.000 prima del pagamento, con il pagamento diventerebbe 11.000. Then Unicredit changes your bank account from 0 to 1,000. E allora poi cosa avviene? Che Unicredit modifica il vostro saldo, il vostro personale conto, aumentandolo di 1000. That's what people call issuing the currency. That's all it is. E questo processo viene definito dalle persone emettere moneta, ma è tutto qui. Now, when you pay a tax, they just change your number down. It's not there anymore. Quando si paga una tassa, il processo avviene al contrario, il numero viene modificato al ribasso, viene diminuito. I guess they should call that unissuing the currency, right? Credo che bisognerebbe chiamarlo disemettere moneta, dismettere moneta. But they're just changing the central, what's called the central bank just has a computer where they're changing numbers up and down. Tutto quello che avviene è semplicemente una modifica dei numeri in alto e in ribasso da parte della banca centrale. They don't actually have any money. They're just changing your number up and down. La banca centrale non ha moneta, non possiede moneta, semplicemente modifica i numeri. The scorekeeper at the football game, he changes the points up and down on the scoreboard. Quando siete allo stadio di calcio, ad esempio, cioè colui che tiene i punti non ha punti, ma modifica i punti a seconda di gol, no? How many points does he have? He doesn't have any points. Quanti punti ha colui che tiene i punteggi? Non ha punti, non ha nessun punto. Well, then how does he give you points if he doesn't have any? Ma come fa a darvi punti se non ce li ha? Everybody knows. He just changes the numbers. It's called scorekeeping. Tutti lo sanno, il punteggio viene modificato, si tratta semplicemente di tenere The i punti. central bank is nothing more than the scorekeeper for its currency. That's all it does. La banca centrale non è nient'altro che un soggetto che tiene il punteggio della sua valuta, nient'altro. And everybody in the central bank knows it. E tutti coloro che lavorano nelle banche centrali sanno questo. So they use words like issuing the currency. They don't like issue some currency and push it in the computer. They just change your number. E si usa la parola emettere moneta, ma in realtà non è che la moneta viene emessa e poi viene spinta dentro al computer. Monetary sovereignty, I don't even know what that is. Sovranità monetaria non so cosa significa. Okay, they're just a scorekeeper. The central bank, they change numbers up, they change numbers down. Si tratta solo di soggetti che tengono il punteggio, il numero viene cambiato al rialzo o al ribasso. And where does Greece get the money to pay the IMF? E da dove ha preso la Grecia la moneta per pagare il Fondo Monetario Internazionale? They send instructions to the European Central Bank and they say, please credit the account of the IMF by 500 million euro. Hanno inviato un'istruzione alla banca centrale e l'istruzione recitava: per favore accreditate il conto del Fondo Monetario Internazionale di 300 milioni di euro. If the central bank says, okay, and they change the IMF's account up by 500 million euro, the payment is made. Se la Banca Centrale Europea accetta e quindi decide di effettuare il pagamento, cosa avviene? Il conto del Fondo Monetario Internazionale viene accreditato di 500 milioni di euro, per esempio. They say no, Greece defaults. Se si rifiutano, la Grecia va in default. Okay, they don't have to get the money somewhere. They're just going to change the number up in the IMF's account, or they're not going to do it. Dal punto di vista della BCE non si tratta di avere quella moneta, si tratta di decidere se aumentare quel numero del conto corrente oppure no. If that would make Greece's account go negative, they can do that. They just put the number in with a minus sign. Se si trattasse ad esempio di addebitare il conto della Grecia e farlo passare in negativo, benissimo, avverrà così. They don't get some kind of electric shock because the money's not there. There is no such thing. It's just crediting and debiting accounts. Si tratta soltanto di accreditare e addebitare i conti, non c'è una forma di shock elettrico se per esempio la moneta non c'è. So at a very important level, all payments are political. The choice is always political. They can always say yes. At the operational level, they can make any payment they want. It's a political choice. Quindi a livello operativo si possono effettuare tutti i pagamenti che si vogliono, si tratta solo di una scelta politica, la scelta è farli o non farli. They have rules for the political choice. Deficit limits, account balances. These are all rules that are politically imposed rules. Ma i vincoli, come ad esempio quello del 3%, sono politicamente imposti. But on that spreadsheet itself, they can make any entry they want, any debit or any credit. Ma sul loro foglio di calcolo, sul loro bilancio di Excel, possono effettuare tutte le operazioni che preferiscono. Thank you. Io ho un'altra domanda, dopo basta, mi libera. Allora, il
tasso di cambio di una moneta non è l'unico modo, ma a tutti gli effetti è uno dei modi e anche un modo importante per aiutare le esportazioni di un paese, che sono non l'unica parte, l'unica componente di un'economia, ma una parte molto importante, come lei ha detto prima. Quindi se noi tornassimo alla lira, la mia vuole essere solo una domanda, non una polemica, se noi tornassimo alla lira, lei ha detto che poi la lira viene fatta fluttuare nel mercato dei cambi. Il mercato dei cambi è il più grande del mondo, 4.000 miliardi di euro al giorno, eccetera, eccetera. Nonostante i suoi 4.000 miliardi di scambi giornalieri, noi sappiamo che è controllato da 5 banche per più del 90%, di cui 3, che sono un po' le 3 note, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Quindi queste banche, diciamo i proprietari di queste banche, potrebbero mettere, come hanno già fatto, come fanno tuttora, sotto pressione il governo italiano o l'economia italiana tramite il tasso di cambio. Cioè, o voi fate quello che noi vogliamo o noi vi alziamo la lira, e questo vi porterà a una diminuzione delle esportazioni. Non è detto che con questo voi fallirete, però un danno ve lo facciamo, come è stato fatto gli ultimi 6 anni, dal 2008 al 2014, con l'euro, che è stato tenuto artificialmente a 1,40 euro, con 4 economie del sud dell'Europa, di cui 3 sappiamo veramente come sono e anche la nostra non se la cava bene, e questo non ha certamente aiutato le nostre esportazioni a favore di valute tenute artificialmente basse, perché c'era l'interesse per tenerle basse, per far ripartire e aiutare un'economia tipo quella americana, ma senza nulla togliere alla validità dell'economia americana sotto tanti profili. Ecco, quindi detto questo, la mia domanda è come si potrebbe evitare di essere oggetto di queste tipo di pressioni? Yeah, good. That's a good question because that's typical of the questions people ask about this. Questa è un'ottima domanda ed è una domanda molto comune. And it comes from all the nonsense you hear on television and read in the newspapers about how this is supposed to work. E proviene da tutta la serie di nonsensi che vi capita di sentire in televisione o che si diffondono solitamente. For example, they tell you there was this problem. Okay, so there was this problem of the overvalued exchange rate, which was doing damage, right? Yeah. You hear about that. Per esempio, vi parlano di questo problema legato alla sopravvalutazione del cambio della moneta. And then they say, well, what if the currency comes under attack and goes down? E poi vi dicono, beh, allora cosa succede se c'è un attacco speculativo e il valore va in basso? Well, let's see, if it was overvalued and then it went down, that should be the solution to the problem, right? Ma se la moneta è sopravvalutata e poi si svaluta, quella dovrebbe essere la soluzione al problema? I mean, if the problem was it was too high, then bringing it down would be the solution, right? Ok, se il problema è che la moneta è troppo forte come valore, renderla più debole sarebbe la soluzione, no? And then a year ago, and I was here, and they were saying, well, what would happen if the lira goes down 30%? It's going to be a disaster when you open up the new lira. Quando ero qui l'anno scorso sentivo dire, se la lira si svalutasse del 30% sarebbe un disastro. And in the last year, the euro went down 30%, right? E nell'ultimo anno è stato l'euro ad andare a svalutarsi del 30%, giusto? And they say, oh, that's a good thing now because we're going to grow more exports. E vi dicono, beh, questo è ottimo perché così cresceranno le esportazioni. So on one hand, it's a good thing, on the other hand, it's a bad thing. You can never get a straight story from the currency analysts. I'll give you one more. Non riuscirete mai ad avere una storia univoca da parte degli analisti. Da un lato una cosa buona per un motivo, dall'altro una cosa cattiva per un altro motivo. Okay, so you talk to a candidate for president like Mitt Romney, or George Bush, or Barack Obama. Ok, un discorso che potrebbe farvi un candidato per la presidenza come Mitt Romney, George Bush, Barack Obama. What is your policy about the dollar? Oh, we need a strong dollar policy. Quale sarebbe la vostra politica per il dollaro? Dobbiamo avere un dollaro forte.
What's your position about China? Oh, China's a currency manipulator. They're manipulating their currency against us. They need to let their currency go up in value so that we can be more competitive. E poi vi dicono, la Cina è un soggetto che manipola tasse di cambio, dovremmo fare in modo che la Cina smettesse di fare queste operazioni e in modo tale che la nostra moneta possa essere più competitiva. Well, let's see, if the Chinese currency goes up, that's the US currency going down, right? I mean, it doesn't just work by itself. E quindi vediamo un po', analizziamo il processo. Se la moneta cinese si incrementa il suo valore, però vuol dire che il dollaro scende. So on the same day that we need a strong dollar policy and we need the dollar to go down, as far as China is concerned. E quindi nello stesso giorno vi dicono da un lato bisogna avere un dollaro forte, dall'altro vi dicono bisogna che il dollaro si svaluti per avere più competitività. Nello stesso giorno. So the first thing is that this whole discussion is completely confused. Quindi il primo punto è che questa discussione è tutta confusa. If the currency goes down, you're going to get massive inflation. Se la moneta si svaluta ci sarebbe una enorme inflazione. The euro is down 30%, and what is the European Central Bank fighting every day now? E l'euro si è svalutato del 30% e nonostante questo qual è il grande mostro che sta cercando di combattere la BCE? Deflation. Inflation just went negative. La deflazione, cioè l'inflazione è diventata negativa nonostante questo. Tell me they're not confused by their whole other arguments. Ditemi che non sono confusi dai loro stessi argomenti. Okay, so what is the best policy? Okay, qual è la politica migliore? First, you have to understand what your real wealth is as a nation. Prima di tutto bisogna capire che cos'è la vera ricchezza reale di una nazione. And this is beyond dispute when you ask anybody. Once they think about it, they all agree. Ok, su questo non c'è dibattito da parte di nessuno. Una volta che ci si pensa, non c'è dibattito. Your real wealth is everything you can produce domestically. La vostra ricchezza reale corrisponde a tutto quello che potete produrre. E ho partecipato l'anno scorso a una conferenza con il professor Brancaccio a Roma in cui lui mi ha detto nel 73 l'Italia non è riuscita a importare petrolio. So I asked people here, I wasn't here, so I asked other people what was going on here. E quindi non ero qui naturalmente, ma ho chiesto ad altri cosa era successo in quegli anni. He said, oh, the government didn't want people to import oil. It asked them not to buy gasoline for their cars. E quello che è uscito fuori è il governo ha chiesto alle persone di non comprare olio, petrolio. There was plenty of gas in all the gas stations, it's just the government didn't want people to buy it. Non era il paese che non riusciva ad importare petrolio, era il governo che chiedeva alle persone di non importarlo, di non utilizzarlo. People were trying to export oil and the government was trying to keep them out. That's not exactly the problem of not being able to get oil. Gli esportatori cercavano di esportare da noi il loro petrolio e il nostro governo non voleva che questo venisse effettuato. È molto diverso da non essere in grado di importare petrolio. Okay, so there isn't, this problem never actually happens. In theory it could happen, I suppose, but it's never actually happened in the history of the world, best I can tell. In teoria questo problema potrebbe anche presentarsi forse, ma non è mai successo nella storia del mondo per quanto ne sappia. Okay, so why would it happen to Italy, which would be one of the top 20 countries in the world, all of a sudden can't import? If all these countries that have problems, what is their problem? Too many imports. And the first question is, what if Italy can't import? È difficile pensare che l'Italia, uno dei paesi del G20, possa improvvisamente non riuscire più a importare petrolio. Di solito quello che si viene detto è sempre che il problema dei paesi è troppa importazione. Okay, so is there another problem? C'era un'altra parte della domanda? Oh yeah, speculative attack with the banks. Okay. I used to work at the primary deal at Bankers Trust. We were bought out by Deutsche Bank during the 1998 crisis. Io appunto lavoravo in uno dei primary dealer delle banche che si occupavano di operazioni essenziali, poi siamo stati acquistati da Deutsche Bank. When they say we control a market, that's not the way. That isn't exactly. That's not the right connotation of what's actually happening. Quando si dice noi controlliamo il mercato non è una buona descrizione di quello che in realtà avviene. It means all the trading goes through us. There were 5 banks where most of the trading went through the 5 banks. Quello che avviene è che la maggior parte delle operazioni di trading delle valute avviene attraverso quelle banche. Clients were calling us to buy securities, to buy foreign exchange, and we were doing it. We had all these clients that we were then going out and transacting for. I clienti ci chiamavano e ci chiedevano di commerciare per loro delle valute, di acquistare per loro di titoli di Stato e di effettuare per loro operazioni. So they're talking about market share when they say control the market. Quindi quando parlano di controllare il mercato in realtà stanno descrivendo le quote di mercato che noi gestiamo.
We don't make the price, we take the price. We use the prices in the markets that are already there. It's not about controlling the price, it's about having the order flow. Questo tipo di banche quindi non controllano il prezzo, non fanno il prezzo, semplicemente prendono il prezzo come dato ma gestiscono il flusso di ordini. And those 5 banks are competitive with each other. It's very intense competition with very small spreads. E queste 5 banche hanno tra di loro una competizione molto intensa con dei margini veramente molto bassi fra loro. And they make a lot of mistakes. E fanno molti errori anche. Okay. There was a question here? Yeah. Okay, let me do this first. If you have time, there's a good anecdote about it. Beh, più che una domanda sarebbe più una mezza proposta. Allora, innanzitutto nello statuto della BCE è previsto che un ente pubblico, che non significa essere uno Stato o una regione, ma può benissimo essere un sindaco o un amministratore di una, per esempio un ente che eroga l'acqua piuttosto che altre cose, ha la facoltà di emettere moneta elettronica. Quindi di fatto dà la possibilità anche a un comune microscopico di creare una banca pubblica. Quindi domani mattina, verso mezzogiorno, pubblicherò un articolo su scenarieconomici.it che spiega come, che si intitolerà Indipendenza Veneta verso la banca, una nuova banca pubblica, in cui viene fatta una proposta che è in atto e che pare verrà, si concretizzerà entro il 2015. Cioè, la proposta è appunto di fare questo step, di creare questa banca pubblica. Ci stiamo riuscendo, quindi la proposta è, visto che le conferenze forse avranno deserte perché probabilmente le persone restano deluse dal fatto che non hanno armi per poi controbattere alle questioni, il signor Warren Mosler, voi tu sei di EPIC, sei Jack Bracci, fa piacere vederti, io sono stato il fondatore di EPIC. Sì. E sareste disponibili, e lo stesso se ci sono amministratori locali, ad aderire a questo processo e a eventualmente interessarvi per renderlo operativo, ognuno secondo le proprie possibilità, capacità, tempo e tutto il resto. Questa è la proposta. Okay, so these things generally are, well, I've never seen one that actually work. Non ho mai visto una proposta di questo genere funzionare. To make any currency work requires taxing authority. Per far sì che ogni moneta funzioni c'è bisogno di un'autorità che tassi. So if you can get a municipal authority or any local government to accept this new currency for payment of taxes, then it can work, and then I'd be happy to get involved and make sure it's done right. Se questa autorità locale, municipale fosse in grado di riscuotere delle tasse e far sì che la propria valuta venga accettata per questo, allora sarei molto felice di collaborare. And I've worked with two or three local currencies that do work at universities. E ho lavorato con alcune monete locali in alcune università che effettivamente hanno funzionato. What they do is they tax the students in their currency, the community service notes. The students have to pay 20 notes per semester as a tax. E come funzionano? Gli studenti devono pagare a questa università, ad esempio, 20 di queste unità di moneta come tassa ogni semestre. Now they have value, the students will work for them because they need them to pay the tax, and now the currency operates like any other currency. A questo punto, nel momento che la tassa è stata imposta, gli studenti hanno bisogno di ottenere, di guadagnare quella valuta e quindi si impegneranno